Non vorrei che stesse per arrivare il sindaco di... Eccolo qua! Grande sindaco! Grande sindaco! Che stai, sindaco? Che cosa intendo? C'è Papperi. Boh. Ieri c'era Marco Carta 100.000, qui c'è scetti su Papperi, non... Non ti parlo su Spapperis di Marco Carta. No, poi verrà a trovarci... Verrà? So che lei lo imita, Marco Carta. Ma intendi? No, come fa Marco Carta? Ce lo faccia, sindaco, dai. Ma stai scherzando? Saluti, secondo da chi hai vinto? Cioè, sono troppo contento, veramente. E dei 300 milioni cosa ne 300 fa? milioni ha fatto già lo scantinato, abbiamo già fatto lo scantinato, siamo troppo felici, Massimo. Chissà. Bravo, sindaco, lei è... Perché quest'uomo vari di essere un poco rimbecillio, però c'ha delle doti di trasformismo. Certo. Complimenti, sindaco. Buonasera. Buonasera. Come state? Bene? Come va, signor... Sì, tutto bene, tutto bene. Beh, le scuole, le poste le avete riaperte, le scuole? No, punti serrata perché nessuno si prende la responsabilità, come un gasotto. No, comunque io sono venuto qui perché voglio sponsorizzare una cosa nuova che io ho fatto in Bidda. Ah, un'attività nuova? Certo, un'attività Mi nuova. fa piacere, dica pure, signor sindaco. No, sicuramente, sta tra di, mentre mi vusa che di zungas dei spesi, Che immagine brutta, come... lei non se le taglia. Vabbè, ho capito, ma non è che dico... Vabbè, si tagliava le unghie dei piedi, cosa ha fatto? Erano lunghe. Vabbè. Mi vusa che di zungas dei spesi, ho pensato che c'è molta gente che fa fare i bagni termali nei luoghi preposti. Beh, certo, i bagni termali si fanno nei luoghi dove Certo. sono le sorgenti termali, non può essere diversamente, insomma. Beh, certo. Quindi noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, siccome siamo un paese aperto alle nuove iniziative e di ovvio rasgare anche franco, anche dinareddo dallo Stato, allora abbiamo pensato di aprire le terme e un centro di benessere a Sgraffingio. Perché, scusa, voi avete le acque termali? Come? Voi avete le acque termali? No, c'è da mancare, provvisoriamente no, vedremo in futuro, ma questo non è un problema. Come fate? Se non avete l'acqua calda non potete fare i fanghi. No, vabbè, noi i fanghi li prendiamo, abbiamo già risolto questo problema, li prendiamo direttamente dalla porcilaia del Ziube e De Brocco e arrivano da callentisi arrivano. Ma sta scherzando? No, ma lei ma come si fa a prendere i fanghi dalla porcilaia? Ma vabbè, noi abbiamo un leoncino, andiamo in porcilaia, li carichiamo e li scarichiamo alle terme per fare... No, dico, come fate a usare i fanghi di una porcilaia per le cure termali? Come... No, vabbè, abbiamo pensato anche a questo, prendiamo le clienti di sticheus un suonaso, tappi di ottigo, e ci non tendenti sovrago, li mettiamo il fango. Ma che schifo, voi non avete altre cure, scusa? Sì, beh, certo, abbiamo anche il centro per il mal di testa e la cefalea. Chi lo segue? Qualche specialista? Certo, lo segue zia Vittoria Brangivillus. Vittoria Brangivillus è una femmina che aveva 10 figli, 5 di punti greppaso, 5 punti in galera, ti fanno due spranci. Ma scusi, ma come gli piace? Io parlavo della terapia per, come fa per alleviare il mal di testa, la cefalea. Lei fa sammecine e soco picao alla gente, fa 4 brechi da maniera e passa immediatamente il dolore. E massaggi ne fate? C'è da mancare altro. Li facciamo con le unghie a stranciatura. Bene. Ma che fate anche quelli shiatsu? Certo che li facciamo, c'è da mancare altro. Quelli shiatsu, lei sa cos'è shiatsu? Quelli? Shiatsu, lei sa cosa vuol dire shiatsu? Beh, certo, c'è da mancare altro. Lo sai cosa sono? Cosa sono i shiatsu? Cosa sono? Shiatsu, cosa sono i shiatsu? Ma i shiatsu funti... I shiatsu, cosa sono i shiatsu? Funti canesi. Funti de gustus canesi, che usano la signora se poi si appasillare. Ma che? Lo shiatsu è una tecnica manuale di massaggi. No, veramente. Quando ti andato più di questo shiatsu, mi ha da mussiao, poi ti ha avuto in mezzo shiatsu, avuto incrociato, quindi mi ha da mussiao. Comunque io voglio, scusi, sa disponibilità, voglio fare un appello a tutti i gente bene a Sgraffingio, ho portato anche delle immagini. Ci abbiamo delle immagini delle terme. Prego, Angelo, facciamo vedere le... Ecco, allora, questo cos'è? Allora, questo in poche parole è l'ingresso, l'esterno. Ma è un po' triste l'esterno. Triste, però è funzionale, capito? Poi dopo abbiamo, per esempio, la Cos'è quella? Questa è la reception, non dubbio bene. E quel signore in mezzo alle gomme chi è? Quello signore in mezzo alle gomme è prendendo su voglio, poi prendendo informazioni, se il primo cliente. E quella ragazza invece? Quella ragazza è la commessa. E le gomme cosa si le fa? gomme sono appoggiate se in professionalmente, penso che da Sadeppi. Poi cosa abbiamo? A bruciate, no? Quella Poi questa abbiamo la selezione dei fanghi.
Ma che sono maiali? Se porcilaia. Ho capito, che schifo. Schifo, però è usanza così in Poi vita. cosa abbiamo? Qua abbiamo la raccolta dei fanghi, che stiamo portando Ma alle che, terme. mamma mia, che tristezza. È triste, però E funziona. quella cos'è? Questa è la vasca di decantazione. Sindaco, allora, Poi c'è anche il parco. Guarda. questo è il parco? Questo è il parco. C'è una Buddha? No, un ubiocco. Un ubiocco, ho capito. Gli piace il subiocco? Non avevi preso subito cazzucatura? Sugadura no. Sarebbe E lei? bello. No, non ancora. Va bene. Sindaco, io allora, vi diamo invito- appuntamento a tutti. Venite alle terme, non si si pagai, anzi si pagauso. Grazie. Ciao, ci vediamo. Lo diremo anche a Miss Italia. Miss che- Italia, se vuole venire le facciamo gratis i fanghi. Perché termali. ha anche problemi di contabilità, però le vada. perché- Arrivederci. Grazie, Sindaco. Ciao.